Maltempo di ieri e il distacco di alcuni frammenti dal campanile di San Marco, un drone dei vigili del fuoco in volo per controllare la staticità del simbolo di Venezia, non ci sono anomalie. A Chioggia si fa la conta dei danni stimati in oltre 1 milione di euro, colpito il centro storico, gli stabilimenti balneari e l'oratorio dei Salesiani. Pesanti insulti razzisti al medico camerunense in servizio all'ospedale di Lignano dopo il racconto sui social denunciato un 59enne trevigiano. Provo rabbia e delusione, commenta la vittima. 2 comunità sotto shock per la morte di Filippo Dalla Venezia, rugbista di 18 anni in forza al Mogliano. Il giovane viveva ad Asseggiano, quartiere di Mestre, dove oggi c'è stato un via vai di amici increduli. Il cordoglio per la morte di Nicolò Ghedini. Nicola Lodi di Forza Italia ricorda la grande umanità ed esperienza politica. Domani funerali a Santa Maria di Sala. Il degrado di Mestre ben visibile anche di giorno al parcheggio comunale di via Camarcello, a 2 passi dalla stazione dei treni, luogo di incontro di sbandati e tossicodipendenti. Weekend da bollino nero sulle autostrade per l'esodo e il controesodo. Sabato sarà la giornata più intensa sia in entrata sia in uscita. Domenica da bollino rosso. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali ancora il maltempo. Ieri vi abbiamo raccontato il nubifragio che si è abbattuto in particolare sul litorale, sulla laguna veneta, in particolare quei frammenti che si sono staccati dal campanile di San Marco, simbolo di Venezia. Oggi il sopralluogo dei vigili del fuoco. Circa una 60ina di interventi ieri della Protezione Civile in supporto ai Vigili del Fuoco sul territorio del Comune di Venezia, la maggior parte sulla terraferma, alcuni anche sul lido di Venezia, insomma tanta paura, ma alla fine fortunatamente i danni sono stati molto contenuti, non ci sono stati danni a persone o cose. E così anche per il campanile di San Marco, che ieri durante il violento nubifragio abbattutosi sulla città aveva destato qualche preoccupazione con la caduta di alcuni frammenti di mattone. Nessuna particolare anomalia o situazione di rischio imminente è il risultato dei controlli effettuati questa mattina dai vigili del fuoco del nucleo SAPR, il sistema aeromobile a pilotaggio remoto del Veneto, che hanno eseguito i rilievi video fotografici del campanile con un drone. Le immagini sono state verificate in tempo reale dal vice dirigente dei Vigili del Fuoco del Comando di Venezia, Francesco Pilo. Al sopralluogo dei Vigili del Fuoco ha preso parte anche la polizia locale, che ha delimitato l'area, insieme al vice sindaco e assessore alla protezione civile Tomaello. Il cedimento potrebbe essere stato causato dall'impatto di un oggetto, un tavolo o una sedia volati via dalla piazza, contro la struttura muraria del campanile, che poi ne ha provocato lo scheggiamento. Sarà la Procuratoria di San Marco a provvedere alla manutenzione del campanile. L'auspicio che il tempo possa migliorare, che possa anche piovere, visto che lo aspettiamo da tanto tempo, ma che insomma non ci siano forti perturbazioni come quelle di ieri. L'auspicio insomma che anche massima attenzione da parte di tutti i cittadini, seguire anche le indicazioni, i bollettini che vengono periodicamente emessi. Peggio complessivamente è andata a Chioggia, dove oggi c'è stata la conta dei danni. Raffiche di vento improvvise oltre 100 km/h hanno messo a dura prova la città. A farne le spese maggiormente purtroppo sono stati i balneari, che stavano veramente vivendo dopo 2 anni di agonia una stagione strepitosa, bellissima, e purtroppo questi danneggiamenti sicuramente vanno a compromettere un po' la stagione, perché al di là di 2 o 3 giorni persi a causa del maltempo c'è proprio la conta dei danni fatti, ombrelloni sradicati, distrutti. Tra i balneari e il centro storico della città credo che superiamo abbondantemente il 1,5 milioni di danni. All'indomani del nubifragio che si è abbattuto anche su Chioggia è il momento di fare la conta dei danni, che non sono pochi, soprattutto se si considera la breve durata della tempesta. Colpito anche l'oratorio dei Salesiani. Questi 5-10 minuti di raffiche di vento fortissimo ha sradicato
In modo particolare i danni più ingenti sono nel livello di un abbaino che è stato proprio... Ecco che lo stiamo proprio vedendo adesso con le immagini. Sì, da sotto è un po' difficile vedere i danni, ma è stato proprio sventrato. L'acqua è entrata all'interno della casa facendo scoppiare i controsoffitti di camere, alcuni uffici dell'oratorio e riempiendo proprio d'acqua tutto. Danni anche gli stabilimenti balneari che però già questa mattina erano pronti a ripartire dopo un'intensa nottata di lavoro. Ovviamente qui abbiamo subito dei danni, però noi come balneari imprenditori guardiamo sempre avanti. Il nostro è un servizio che dobbiamo dare a tutti e continuiamo sempre a darlo, e questo abbiamo visto ieri che abbiamo messo subito in sicurezza, abbiamo proprio intervenuto immediatamente per sistemare la spiaggia, proprio per accogliere tutti i nostri gentili ospiti. Mentre l'amministrazione continua a lavorare per sistemare gli edifici colpiti. Con gli uffici tecnici del Comune dei lavori pubblici stiamo monitorando anche tutti gli edifici pubblici. A me interessano le scuole, perché fra meno di un mese inizieranno le scuole e voglio sincerarmi che le scuole siano al sicuro, che sia tutto funzionante. Con la speranza che arrivino al più presto i contributi dopo la dichiarazione immediata del governatore Zaia dello stato d'emergenza. È un 59enne trevigiano l'uomo che 2 sere fa ha aggredito verbalmente con pesanti epiteti razzisti un medico 35enne di colore all'ospedale di Lignano. La denuncia è stata presentata stamane al comando dei carabinieri di Lignano Sabbiadoro. Andy Nganso, il 35enne medico camerunense residente a Caorle e in servizio al punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro, non ha voluto attendere. Troppa la rabbia, troppo il disgusto. Per lui, dal 2006, in un'Italia dove ha coronato il sogno della laurea in medicina e già in passato protagonista di denunce contro il razzismo subite da lui e da altri connazionali, quelle parole feroci sono state l'ennesima pugnalata. Le parole di un 59enne trevigiano, già lavoratore stagionale a Lignano, che il 17 agosto, in piena notte, si presenta in ospedale con diverse ferite dopo una lite in stato di alterazione e che si rivolge così al medico, rifiutandosi di farsi curare. Ciao negro, ciao. Negro bastardo schifoso, ciao. Preferivo 2 costole rotte in più piuttosto che un negro dottore. Bestemmie e insulti senza sosta di fronte al medico, una bagarre nel punto di primo soccorso, tanto che il 35enne, vista la situazione, chiama i carabinieri e nel frattempo registra quelle parole che poi pubblicherà sui social. Croce Rossa Lignano, i negri all'arrembaggio. Certo, una laurea da voi costa che $500, pezzente. Con tutte le sfide un dottor negro. Mamma mia. Non toccarmi, che non mi attacchi malattie. Assistito dal legale Chetti La Torre con studio a Bologna, il medico ha sporto denuncia confermando i fatti già riportati. Sull'accaduto le forze dell'ordine faranno rapporto all'autorità giudiziaria per una valutazione dei fatti da parte del PM della Procura di Udine. Tanta la rabbia ma anche la delusione per il paese in cui ho scelto di vivere. Queste le parole del medico camerunense. Ovviamente si prova tanta rabbia, tanta frustrazione, ma anche tanta delusione per diciamo, il paese nel quale si è deciso di vivere. Queste le parole del medico aggredito con insulti razzisti. Tanta la rabbia, ma anche la delusione per un paese che dovrebbe essere maggiormente inclusivo, dice. L'Italia, anche per la sua posizione in mezzo al Mediterraneo, ha avuto questa storia di grande accoglienza, ma questo non toglie che a fianco a questa capacità di accoglienza c'è tanto razzismo. L'Italia è un paese accogliente, sì, l'Italia è anche un paese razzista. Gli atti di razzismo nel nostro paese sono atti quotidiani. Tema questo del razzismo che non riguarda soltanto la violenza subita dal singolo, specifica il medico camerunense stabilitosi da tempo a Caorle. Ci dobbiamo lavorare, non c'è da aver paura di dirlo, che c'è un problema di razzismo. Siamo accoglienti, sì, si vive bene a Caorle, sì, però c'è anche altre problematiche che sicuramente la cittadinanza del Veneto, dell'Italia tutta, del Friuli, ma dell'Italia tutta, dell'Europa tutta deve affrontare. È brutta la parola abituati, ma è quella, siamo abituati a confrontarci, perché gli episodi di questo tipo nella nostra quotidianità accadono, fa sempre male.
Queste dunque le parole del medico raccolte dalla nostra Anna Maria Parisi. Per la cronaca ci sono 2 comunità sotto shock per la morte di Filippo Dalla Venezia, rugbista di 18 anni in forza al Mogliano. Il giovane viveva da Seggiano, quartiere di Mestre, dove oggi c'è stato un via vai di amici, tutti increduli. In questo campo Filippo Dalla Venezia a 18 anni si è allenato, ha giocato, qui ha trascorso gran parte del suo tempo assieme ai suoi compagni di squadra, i suoi amici. Il giovane rugbista giocava con il Mogliano fin dall'Under 10. All'interno dei valori del rugby la squadra diventa una famiglia e si legano delle amicizie che durano nel tempo, e quindi anche tutti i ragazzi del Mogliano Rugby so che sono in un momento difficile. Così Enrico Maria Pavana, assessore allo sport di Mogliano, racconta i valori di questo sport. I compagni, ci dice, sono distrutti. È una tragedia impossibile da accettare, una morte inspiegabile. Filippo è stato trovato senza vita nella sua abitazione ad Asseggiano di Mestre. Forse a stroncarlo è stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Studente ed atleta, trascorreva il suo tempo fra i campi di rugby e gli amici. Nulla faceva presagire ad una tragedia tanto grande. È stato trovato a terra a Esamine, nella sua casa. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sotto shock le comunità di Mestre e Mogliano alla notizia della morte di Filippo. Siamo rimasti scossi e profondamente toccati da questa notizia, e ovviamente il primo pensiero lo vogliamo riferire verso la famiglia che sta soffrendo appunto di un terribile dramma. Il rugby era la sua passione. Nei giorni scorsi era stato convocato più volte dai tecnici regionali ai raduni delle selezioni del Comitato Veneto, una promessa di questo sport. La società ha postato un messaggio sui social per ricordare questo giovane atleta. Mogliano Rugby è affranta per la prematura scomparsa di Filippo. Partecipiamo all'immenso dolore della famiglia e ci stringiamo a tutti loro in un forte abbraccio per la grave perdita. La salma di Filippo è stata trasportata all'obitorio di Mestre. Per i funerali si attende ora il nulla osta dell'autorità giudiziaria. La politica veneta, il mondo del diritto si stringono alla famiglia del senatore Nicolò Ghedini, morto a 62 anni. Da qualche settimana Ghedini era ricoverato al San Raffaele, dove stava curando una leucemia. Domani i funerali in forma privata a Santa Maria di Sala, dove vive la famiglia. Per me è un fratello. Abbiamo passato 50 anni insieme. Profondamente scosso dal dolore, Nicola Lodi, coordinatore padovano di Forza Italia, ricorda l'amico Nicolò Ghedini, scomparso prematuramente il 17 agosto. Un fratello più che un amico. Lo scorso 30 luglio il senatore, malato da qualche tempo, aveva inviato a Lodi un'ultima lettera per ricordare la loro lunga amicizia. Oltre al ricordo dell'uomo politico, Nicola Lodi traccia un ritratto personale dell'avvocato Ghedini. È un uomo che, nonostante l'aspetto un po' algido, se vuole, o riservato, è stato un uomo che ha fatto tantissimo del bene, in maniera riservata e silente. I funerali, che saranno in forma privata come da volontà del defunto Nicolò, si terranno domani alle 11 a Santa Maria di Sala, paese dove la famiglia Ghedini vive. L'Ordine degli Avvocati di Padova però pensa che è un momento di ricordo nelle prossime settimane ed esprime il cordoglio alle sorelle del senatore Ippolita e Vittoria Nicoletta, anche loro avvocatesse del Foro Padovano. La sua scomparsa prematura è davvero una ferita dolorosa per tutta la comunità degli avvocati di Padova. Perdiamo un collega di grandissimo pregio, di grande intelligenza, di signorilità raffinata, di grande passione professionale. Parliamo adesso di una delle ultime emergenze sanitarie che stanno interessando anche il Veneto e la provincia di Venezia, la febbre del Nilo. Nelle ultime settimane si sono verificate diverse infezioni da West Nile o febbre del Nilo, che dir si voglia, in Veneto, i cui casi confermati a oggi sono 175. Di questi 87 sono casi di febbre, 88 di malattia neuroinvasiva, 9 i decessi di individui con un'età media di quasi
quasi 84 anni per l'88,9% maschi. Nella sola provincia di Venezia si contano 17 casi accertati, 7 dei quali gravi. Il bollettino offre inoltre un quadro sulle altre infezioni trasmesse sempre attraverso la puntura di zecche o zanzare. In particolare si contano 15 casi di febbre dengue, di cui 14 confermati, 2 di Toscana virus e 31 di infezione da virus TBE per morso di zecca, dei quali 19 nella forma di encefalite e 12 di infezione. Questi quindi i numeri che riguardano il Veneto e la provincia di Venezia in particolare. Occupiamoci ora del degrado a Mestre, ve lo raccontiamo molto spesso, è ben visibile anche di giorno al parcheggio comunale di via Camarcello, a 2 passi dalla stazione dei treni, luogo di incontro di sbandati e tossicodipendenti. Eccolo il gigantesco parcheggio comunale a pagamento che si trova in via Camarcello a Mestre, esattamente sotto al cavalcavia. È il covo di tossicodipendenti e sbandati di ogni genere, dove i furti alle auto in sosta qui rappresentano la routine di notte come di giorno. È la prima volta in realtà che vengo, quindi non sapevo molto, però sì, ho cercato di metterla magari sotto una telecamera che ce l'ha del supermercato e speriamo, insomma. Qui tra trolle e soste di ogni genere è bene camminare non soltanto guardinghi, ma occorre prestare attenzione specialmente a dove si mettono i piedi per non incappare nelle tante siringhe gettate a terra. Parcheggio che dispone di 100 stalli, si trova a 2 passi dalla stazione ferroviaria e a ridosso dei nuovi hotel e ostelli della città. Oggi, ripulito anche dalla stessa pioggia, degli escrementi umani e in parte anche un po' dalle siringhe, appare così. Piove acqua anche in assenza della stessa pioggia, pezzi di calcinacci che cadono a terra dal soffitto nonostante sia in parte imbragato da reti metalliche. Immondizia un po' ovunque dove spiccano cartine di stagnola utilizzata per la droga insieme alle immancabili siringhe. Tutto questo mentre ignari turisti e residenti a passeggio lo utilizzano anche come luogo di appuntamento dove ritrovarsi per poi andare a spasso per la città o chissà dove. Mi pare evidente che quest'estate Mestre abbia fatto emergere ancora con più chiarezza la difficoltà del tema della sicurezza. Ormai è un tema emergenziale che va affrontato anche riscoprendo nuove forme, insomma. Le scelte di togliere qualche panchina o qualche piccolo intervento capiamo che non è la soluzione al problema, eventualmente il problema viene unicamente spostato. Tra le proposte per garantire la sicurezza in città, il controllo coordinato delle forze dell'ordine. Serve un piano urbanistico per rilanciare alcune zone della città che altrimenti soffrono il degrado, e serve un piano dei servizi sociali, perché non possiamo non tenere in considerazione che ci sono persone che hanno bisogno di essere assistite e anche in qualche modo indirizzate e guidate. Sono stimati in 340.000 i veicoli che transiteranno sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete nel fine settimana per l'esodo e il controesodo. In particolare è previsto un sabato da Bollino Nero per effetto delle ultime partenze per le vacanze e dei primi rientri dalle mete estive. I rientri si faranno sentire anche la domenica, specie nel tardo pomeriggio. Nel dettaglio, nell'intero weekend sono previsti complessivamente quasi 60.000 veicoli in entrata all'Isert e più di 30.000 in uscita. La Tisana saranno circa 50.000 i mezzi in entrata e in uscita. Autovie Venete sarà presente con circa 200 persone tra gestori di tratte esattori, operai della manutenzione, assistenti all'utenza in servizio sui piazzali di stazione, operatori degli impianti tecnologici, operatori di sala radio, ausiliari della viabilità, operatori di infomobilità, operatori dei presidi di soccorso sanitario. Così dunque sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete nel fine settimana. Occupiamoci adesso di noi, della nostra programmazione, perché le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano, questa anomala estate elettorale che vi stiamo raccontando e che continueremo a fare, perché da lunedì alle 21:15 tornano il confronto e il dibattito di Ring, il talk show raddoppia il martedì alla stessa ora, ospiti in studio, collegamenti, sondaggi
sondaggi, l'approfondimento della politica, quindi condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, ve lo ricordo, ogni lunedì e martedì su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Appuntamento da non perdere, come da non perdere il nostro meteo. È tutto da Venezia, buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo, previsioni per sabato 20 agosto. Sul Veneto le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una residua variabilità con cielo localmente sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata il tempo sarà stabile e sereno, soprattutto in pianura, mentre nelle zone montane sono attesi addensamenti nuvolosi che potrebbero portare a locali piovaschi in serata. Temperature minime stazionarie comprese tra i 19 e i 21 gradi, massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo variabile sulle aree montane con possibili locali rovesci o temporali nel pomeriggio. In pianura in genere poco nuvoloso con ampie schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 19 e 20 gradi, massime comprese tra i 29 e i 31 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo in prevalenza soleggiato con possibilità di velature sparse nelle ore più calde della giornata. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.